L'ospitalità basica, quella che abbiamo definito, è un ingrediente che soprattutto all'inizio aiuta i cammini a decollare, poi il resto viene, la manutenzione, ma la possibilità di tenere aperti i beni artistici, architettonici sul territorio, perché altrimenti è un'occasione persa. Allora, Simone Franceschi, ti do la parola proprio su questo spunto, quindi come vicepresidente della Fondazione del Cammino Minerario, a che punto siamo? Sì, grazie Miriam, buongiorno a tutti, mi scuso per la voce, ma insomma il freddo di questi giorni ha fatto i suoi effetti. Allora, non pensavo di intervenire avendo un assist riguardo il cammino, per noi è chiaro, è una grande soddisfazione essere inseriti all'interno di un catalogo. Questa è un'esperienza, io dico sempre, carica di futuro, nel senso che fondamentalmente una progettualità che è nata da volontari è diventata oggi volano di sviluppo del territorio. Quindi questo è un dato importante. La fondazione è una fondazione dove sono presenti 21 comuni, altri se ne stanno aggiungendo, e ha permesso creare appunto il Cammino Minerario di Santa Barbara. Questa progettualità ha permesso agli stessi enti locali di riappropriarsi del proprio territorio, di quello straordinario patrimonio materiale e immateriale che stava andando perduto. Quindi il grazie che noi facciamo perché ai volontari che per anni hanno creduto al progetto è quello di aver visto lontano, di aver avuto visione su un territorio che forse molti di voi conoscono per altro, conoscono per le fabbriche chiuse, per le miniere chiuse, un territorio che, dobbiamo dirlo, parla di turismo da pochi anni, che ha dei dati, cioè se la Gallura, mettiamo, a 5.300.000 presenze nel 2016, il Sulcis ne ha 270.000, quindi parliamo di un territorio che ha poche strutture ricettive, quindi voi capite che parlare nel Sulcis, nel Guspinese, di sviluppo legato al turismo poteva sembrare sempre una bella favola che poi si infrangeva contro che cosa? Contro per esempio i siti dell'archeologia mineraria chiusi, le miniere sono state chiuse e a differenza di altre nazioni europee non è stata fatta nessuna riconversione. È nato il parco geominerario, tra l'altro è nato da un'esperienza umana fortissima perché lo stesso Giampiero occupò una galleria per un anno per far nascere il parco geominerario, quindi è nata da una volontà, da passione, però un parco che ancora oggi, lo dirò alla fine, deve trovare la sua mission, deve adempiere i suoi ruoli. Quindi, per farla breve, diciamo che riappropriarsi del territorio significa scoprire, grazie al cammino, tutte quelle che sono le potenzialità che ciascuna città, che ciascun paese poteva avere e ragionare sulla destinazione. Guardate, io ricordo in consiglio comunale, nei consigli comunali del territorio, prima che il cammino davvero prendesse piede, sapete che la maggior parte molte mozioni, molte interrogazioni erano legate ai confini. Se quella spiaggia era per metà mia, per metà tua, però in quella spiaggia non c'era nessun servizio, non c'era il parcheggio, non c'era niente, però si litigava e si facevano le battaglie, i giornali erano pieni di dispute sui confini. Oggi si parla di progettualità comune, badate che è un salto di qualità notevole in un territorio dove i tassi di disoccupazione, anche li voglio pronunciare, insomma. Oggi però possiamo dire che grazie a tutta questa progettualità stentiamo, quando arrivano i tour operator o i gruppi, a trovare guide turistiche disponibili a lavorare. Certo, molte sono emigrate, ma la maggior parte stanno lavorando. Questo per farvi capire come sia un sistema in crescendo, che però ha anche necessità di sistemarsi un pochino. Allora, è chiaro che i siti dell'archeologia mineraria sono fondamentali, sono l'identità di questo cammino. Questo cammino, il nostro cammino, ha permesso anche ai comuni di ragionare diversamente su questi siti, perché rientrano in un progetto complessivo. Per farla breve, vedete, io ho messo un punto interrogativo, siti mineri fruibili lungo il cammino, perché è vero, ci sono siti tra questi fruibili al 100% come la miniera di Servariu, come l'Ecomuseo Miniere di Rosas, ma altri fruibili in pochi giorni alla settimana, addirittura ancora chiusi. Quindi, vedete, i siti sono tanti, sono i più disparati, sono caratterizzanti il nostro territorio, però stentano ancora a essere prodotto, a poter essere venduti e messi in rete.
lo si diceva prima, no? Spesso gli orari non coincidono con le esigenze dei visitatori. Quindi, voglio dire, il percorso è iniziato, poi porterò un caso di successo, ma diciamo che possiamo dire che sul sito minerario c'è ancora molto da lavorare. È chiaro che ci siamo accorti dall'esperienza che i siti di archeologia mineraria offrono la possibilità di vivere un'esperienza unica, diversa e irripetibile. Perché la narrazione delle guide, ma non solo dei vecchi minatori, perché noi abbiamo lavorato, perché ogni tanto, in determinate occasioni, ma adesso in modo anche più stabile, proprio le associazioni che raggruppano coloro che hanno lavorato in miniera possano essere parte attiva nella fruizione dei siti, senza niente togliere alle guide chiaramente come supporto. Il visitatore diventa protagonista perché spesso viene per esempio a Porto Flavia, lo vedremo dopo, per motivazioni di tipo paesaggistico. Però quando si imbatte nella storia di quegli uomini e di quelle donne che hanno lavorato, vissuto, sofferto, sperato e sono morti in miniera, cambia anche il modo l'approccio a quella visita guidata. Perché per esempio a Porto Flavia si arriva, è un sito, lo vedremo, che è vicino alle spiagge, quindi si arriva proprio col massimo, diciamo, dell'idea di svago. Poi si va via arricchiti di qualcosa, arricchiti di storie, arricchiti di esperienze, perché vedete, entrare in un sito minerario significa entrare comunque in un luogo di lavoro, quindi già entrare in galleria è un'esperienza. Poi certo, anche noi stiamo lavorando sul pasto del minatore, su altri prodotti, però sulla giornata del minatore, sulla visita, però crediamo che l'autenticità delle storie, almeno nella nostra esperienza, nel ruolo della narrazione, sia eccezionale, sia veramente evocativa, sia tremenda, soprattutto perché ci sono storie belle, positive, pensiamo agli scioperi, pensiamo alle rivendicazioni, storie dove si intrecciano i drammi, i morti appunto nelle stesse manifestazioni, i morti per incidenti, quindi insomma diciamo che si vede anche un'evoluzione dei diritti dei lavoratori, insomma si capisce tanto di una storia spesso ignorata che non è presente appunto nei libri, quindi il ruolo della narrazione nella visita dei siti di archeologia mineraria ha un ruolo, è fondamentale. Il caso di Porto Flavia lo portiamo come emblema di che cosa? Di un impegno comune, di un impegno congiunto che ha portato ad alcuni risultati che io reputo carichi di futuro e carichi di speranza. Allora, diciamo che non abbiamo semplicemente riaperto il sito, perché abbiamo voluto riaprire il sito dentro un progetto di destinazione Iglesias, quindi dove un progetto di destinazione che mettesse insieme pubblico e privato e che creasse i prodotti. Questo progetto poi è diventato un progetto di territorio e poi abbiamo comunicato il prodotto, quindi la semplice riapertura del sito non sarebbe bastata a fare i numeri, a farlo diventare attrattivo. Quindi abbiamo fatto un lavoro ampio, un comune diciamo non molto grande, 30.000 abitanti, ha ragionato su un progetto di destinazione. Come l'abbiamo comunicato questo prodotto? L'abbiamo comunicato con un accordo con l'aeroporto di Cagliari, con una pubblicità molto provocatoria, che insomma è rimasta ancora presente nell'aeroporto. Siamo arrivati alla consapevolezza che non ci conosceva nessuno e che quindi dovevamo diciamo dare un po' una sorta di sferzata, no, al visitatore che arrivava in aeroporto. Bene, a detta di tutti, questa pubblicità, ma questa promozione che poi insomma era fatta anche da operatori, che è stata molto invasiva in aeroporto, ha portato a una notorietà del sito e a numeri che hanno poi cambiato anche quello che è il tessuto socio-economico della città e del territorio. Questi sono i numeri, anzi ecco, un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo ragionato sulle nuove tecnologie. Abbiamo creato un ufficio del turismo altamente innovativa che fosse uno Stargate di accesso al territorio, dove il visitatore che arriva sì ha le informazioni con modalità analogica come in tutti gli uffici del turismo, ma può fare due viaggi, uno immersivo con gli occhiali, con gli Oculus, dove entra
in tutto quello che è assaggia, tutto quello che virtualmente c'è nel territorio, e poi fa anche, vedete la foto con le braccia aperte, fa dei viaggi che attraverso appunto il territorio può fare a piedi, in bicicletta, o appunto sia sulla costa che nel centro storico. Quindi una modalità di accesso che permettesse comunque un certo entusiasmo anche nella lettura dei luoghi, quindi valorizzando soprattutto anche quelle che sono le punti di forza paesaggistici. Questi sono i numeri. Allora, nel 2014 Porto Flavia era chiuso. Era chiuso perché ancora oggi nel cammino di Santa Barbara abbiamo dei problemi legati diciamo, al passaggio dei beni minerali, alla vera valorizzazione dei beni minerali, perché c'è chi crede ancora che questi beni debbano rimanere, insomma, legati a vincoli che sono ormai antistorici. Nel 2015, vedete, 19.750 visite guidate, perché non si entra chiaramente se non con la visita guidata per motivi di sicurezza, e vedete il crescendo. Ora, la cosa che a me diciamo, ha sorpreso, ma che si palpava nell'aria, era il fatto che la crescita di queste visite guidate fosse anche parallela a uno sviluppo dell'impresa turistica e uno sviluppo anche del tessuto socio-economico della città di Iglesias, ma di tutto il territorio. E questo vale anche da quando la progettualità del cammino nel suo insieme è realtà. Noi in tutti i territori dove è presente il cammino miniero di Santa Barbara notiamo fermento. Questo è un dato. Città di Iglesias, nel 2015 gli arrivi sono stati 7.900, nel 2016 11.100. Tra l'altro ho sbagliato perché 41%, non è 21 la percentuale, 21 è la media del Sulcis, 41 è quella di Iglesias. Questo a significare che la riapertura dei siti minerari identitari del cammino porta economia reale. Questo dato, guardate, che è sorprendente, perché voi dovete immaginare, come sapete meglio di me, essendo operatori, cosa significa avere, non sono stati costruiti alberghi, è tutto extraalberghiero, no? Quindi significa però una riqualificazione dei centri storici, del centro storico, significa una mentalità che è cambiata in maniera diffusa, non è arrivato l'imprenditore, ben venga, che costruisce l'albergo, questa è un'operazione di comunità. Accanto a questo nella città di Iglesias si sono quadruplicati i numeri dei ristoranti, per esempio, e dei servizi legati al turismo. Questo per dire come la grande sfida per il futuro sia proprio un piano di gestione dei siti a cura del parco geominerario. Se questi siti fossero tutti a regime, dentro la col cammino, con la progettualità del cammino che valorizza il territorio, voi immaginate quanto potrebbe crescere il Sulcis Iglesiente dal punto di vista turistico-culturale. E posso dire che se non ci fosse la lungimiranza di Giampiero e dei consigli comunali che hanno creato la fondazione, noi oggi probabilmente non saremmo qui, non staremmo certamente parlando di Sulcis Iglesiente e di sviluppo turistico. Ora, è evidente che il sistema che cresce velocemente ha le sue criticità, è chiaro, perché la qualità, perché gli orari di apertura, perché c'è tanto da migliorare, però io dico, se mi si chiede qual è il valore aggiunto del cammino sul territorio, io credo che la risposta, risponderei così, è un'operazione di comunità, cioè non c'è, è una cosa che coinvolge pubblico e privato, dove però coinvolge gli ex minatori, quanto chi lavora nell'extraalberghiero, quanto i ristoratori, cioè diciamo che proprio la sensibilizzazione di tutti i comuni, di tutte le comunità è veramente forte, e questo credo che sia un punto per cui, al di là delle risorse certo necessarie per poter infrastrutturare il cammino, però credo che sia il punto di forza, perché adesso è diventato qualcosa di proprio, di tutta la comunità, e questo credo che sia un messaggio di speranza in un territorio che davvero stentava e si sorrideva quando si diceva che il turismo poteva essere volano di sviluppo. Certo, non basta da solo, è chiaro, però abbiamo dimostrato
che insieme si possono fare grandi cose. Grazie. Grazie Simone. Io devo dire che amo le parole, però i numeri che hai mostrato mi hanno emozionato, quindi davvero, davvero grazie. Probabilmente ti conoscono tutti, ma tu sei anche assessore. Sì, fino a giugno ero Iglesias. assessore al turismo del comune di Iglesias, adesso sono assessore di un paese vicino che si chiama Gonnesa. Perfetto, quindi mi sembra che questo sguardo lungimirante venga anche da lì, quindi davvero grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.